Tuttora accadono, difatti si notano anche adesso che si stanno staccando dai viadotto, sono tutti pezzi che si stanno staccando. Cadono ancora pezzi di calcestruzzo dal viadotto della A27 del Fadalto, scaglie del peso di parecchi etti. Da San Fris a Longhere i residenti hanno paura. Questo è molto pericoloso, eh. Arriva giù, può ammazzare uno tranquillamente, non c'è. Perché all'altezza qua, questo magari è caduto più basso, però se cade dall'alto, ce ne sono anche in alto che stanno cadendo. Non è una novità che cadano pezzi di cemento di queste dimensioni. 1 anno e mezzo fa i frammenti erano anche più grossi, ci dicono gli abitanti. All'epoca la società Autostrade, dopo settimane di cantieri ai piedi dei piloni, aveva effettuato dei lavori di manutenzione, coprendo con cemento nuovo i buchi che mettevano a nudo lo scheletro del manufatto. Lavori necessari ma giudicati insufficienti dai residenti che dopo il crollo del ponte a Genova chiedono più sicurezza. Qui hanno fatto solo rattoppi e verniciato, dicono. Noi vogliamo siano fatti anche dei controlli strutturali. Verifiche nell'interesse di tutti, degli automobilisti e di noi che abbiamo le case qui sotto. Di vedere bene che non abbia da succedere come è successo lì a Genova, perché insomma io sono abbastanza con paura, non sono più tranquilla perché come vede sono abbastanza vicino all'autostrada. I controlli dovrebbero esserci fatti, hanno fatto delle manutenzioni circa 4-5 mesi fa, come si vede hanno pitturato un attimo quei ferri che si vede quel colore blu, una roba che non è una roba consistente. Insicurezza che nasce anche dallo stato di abbandono ed incuria in cui si trovano le vasche di contenimento sotto le colonne. Qui, dove crescono liberamente le piante, non dovrebbe accumularsi solo l'acqua piovana, ma anche i liquidi inquinanti sversati in caso di incidenti. A smorzare le polemiche, ma a chiedere vengano fatti dei controlli, è anche il primo cittadino di Vittorio Veneto, Roberto Tonon. È intenzione dell'amministrazione chiedere ai gestori una verifica sulla staticità e sulla stabilità delle infrastrutture per la sicurezza in primis dei cittadini, di coloro che transitano e credo anche però per la garanzia e tranquillità del gestore. Tonon però vuole anche rassicurare. Il ponte crollato a Genova fu costruito dal 1963 al 1967. Questi piloni di cemento sono stati innalzati all'inizio degli anni 90 con inaugurazione del tratto autostradale oltre Vittorio Veneto Nord nel 1995. Un cemento e una struttura diversa, ma non solo. Genova, da quanto mi è stato spiegato da un paio di tecnici che ho interpellato, presenta una progettazione diversa rispetto ai nostri viadotti e soprattutto un traffico veicolare di traffico pesante lontanissimo anni luce rispetto a quello che abbiamo per fortuna, dico anche da un punto di vista ambientale, sui nostri due viadotti. Per cui mi hanno garantito dei tecnici che non sono tecnici di autostrade che la situazione è sicuramente diversa da quella di Genova.